Dall'ambiente alle infrastrutture viarie, ai nuovi progetti, alle riqualificazioni di aree dismesse, oggi abbandoniamo completamente il discorso del Covid che ormai ci ha accompagnato per tanti mesi per parlare di Udine. Vogliamo tornare sulla questione Udine, capire il futuro, qual è del nostro capoluogo friulano, a cominciare già dal presente. Due sfidanti li vedete vicino a me. Da una parte Giovanni Govetto, Presidente Commissione Ambiente Comune di Udine, e dall'altra parte Pier Enrico Scalettaris, consigliere comunale del PD. Buonasera. Buonasera entrambi. Allora, cominciamo con Govetto in questa discussione che vogliamo tenere per accompagnarvi per i prossimi 20 minuti. Potete anche mandarci messaggi 345 99 56 897. Govetto, parliamo di ambiente. Non le chiedo subito sulla questione su cui lei ha afferrato, perché oltretutto è già venuto varie volte in trasmissione sugli rifiuti, lo lasciamo dopo, ma sugli alberi, perché sembra quasi che a proposito del futuro ne tagliate uno praticamente ogni 20 minuti, non lo so, almeno sulla stampa appare sempre un albero che cade ogni 5 secondi. Sì, dice bene, la stampa, che cade. La stampa e anche l'opposizione dà grande attenzione a tutti gli alberi che cadono ed è vero che in questo periodo l'amministrazione è intervenuta molto sul verde, in alcuni casi abbattendo, in altri casi sistemando, in altri casi valorizzando, ma come si dice, come si suol dire, fa molto più rumore un albero che cade di una foresta che cresce, e mi sembra che questo, come dire, descriva bene la situazione. E diciamo, io vorrei chiarire questo, a nessuno, tantomeno a questa maggioranza, tantomeno a questa amministrazione, fa piacere abbattere degli alberi, e l'abbattimento degli alberi avviene sempre, come dire, con grande dispiacere e valutando attentamente, almeno la Giunta, ma anche in generale tutti noi dell'amministrazione siamo molto attenti nel valutare come dire, come andare avanti. Purtroppo in alcuni casi, in molti casi, si rende necessario questo genere di intervento. Io ho fatto diversi sopralluoghi anche con gli addetti del comune al verde pubblico, posso assicurare che prima di valutare l'abbattimento di una pianta si valutano bene tutte le condizioni che eventualmente lo richiedono. Sì, ma anche in Piazzetta Belloni questo. Allora, quest'ultimo episodio di Piazzetta Belloni rappresenta un episodio interessante. Intanto è un episodio sui generis rispetto a tutti gli altri, perché mentre per quanto riguarda il castello, mentre per quanto riguarda i marciapiedi, mentre per quanto riguarda Viale Venezia, erano abbattimenti fatti dal comune, su superfici di proprietà del comune, su ambiti, come dire, in cui il comune aveva piena competenza e su cui appunto sono state fatte tutte le valutazioni, l'abbattimento invece di questi alberi è avvenuto in un ambito che attualmente è sotto il controllo di un'azienda privata. È avvenuto in forza di una delibera del 2017, è avvenuto senza che l'amministrazione sia stata ricoinvolta nella decisione, perché evidentemente quella delibera del 2017 nel dispositivo, non nelle premesse ma nel dispositivo, cioè per parlare ai cittadini, nella parte in cui la delibera dice cosa il privato può fare o non può fare, evidentemente non solo permetteva al privato di fare quell'azione, ma anche in qualche modo di farla senza dover ritornare davanti all'amministrazione. Govetto, la stoppo perché nel se così non fosse, evidentemente, come dire, l'amministrazione o comunque chi agirà potrà eventualmente, come dire, impugnare quell'azione. Però nel 2017 non c'eravate voi, Govetto, c'era Scalettaris dall'altra parte, che era assessore, l'amico e collega Scalettaris. Come si giustifica Scalettaris su questo? Poi peraltro lei ha portato anche dei numeri per quanto riguarda l'abbattimento degli alberi. A questo punto i numeri li vediamo dopo, perché ci tengo a precisare questa cosa su Piazzetta Belloni, perché ero appunto assessore ed ero uno degli assessori che ha votato quella delibera a cui fa riferimento il consigliere Govetto. Le cose però non sono proprio come dice lui, e mi spiace di smentirlo in questa maniera. Quella delibera è esattamente come dice lui. Dopo quella delibera c'è stato il rilascio del permesso a costruire alla società che ha fatto i lavori. Nel permesso di costruire era espressamente indicato che quegli alberi andavano tenuti.
Tant'è, e questo è l'errore che evidentemente non le hanno comunicato a Govetto, l'impresa nel mese di gennaio di quest'anno, quindi un mese fa, ha fatto una nuova richiesta all'amministrazione per poter abbattere quegli alberi. Se avesse potuto farlo, naturalmente non avrebbe dovuto fare questa nuova autorizzazione e il servizio edilizia privata ha concesso questa autorizzazione per delle valutazioni evidentemente, e onestamente, qui lo dico non della Giunta ma evidentemente degli uffici, ha fatto le loro valutazioni e quindi hanno concesso di abbattere gli alberi, anche perché mi sia permesso, se l'impresa poteva abbatterli già nel 2017 l'avrebbe fatto a inizio cantiere, non certo alla fine. Una seconda chance le è stata data, invece che dati ci porta? Lei si è giustificato intanto di questa sì, no, ma perché le cose sono andate diversamente, sì, diciamo sì. Gli atti, la delibera ormai sta girando, quella del 17 sembra una cosa scandalosa, mancano il resto degli atti, un procedimento amministrativo si compone di una serie di atti, non di uno. Gli atti amministrativi successivi spartono, prendono le mosse da quella delibera lì. Il permesso a costruire espressamente modifica quella che era la delibera, tant'è che mi ricordo bene, purtroppo c'è stata una... E comunque però va detto per chiarezza di chi ci ascolta, questo è veramente un caso anomalo rispetto agli altri casi, nel senso che il castello di Viale Venezia, gli altri casi era piena competenza nostra, abbiamo fatto le nostre valutazioni. Questo è particolare. Sì, ecco. è particolare, ma mi sia permesso, è singolare che un privato abbatta degli alberi letteralmente sotto al municipio senza che la Giunta ne sappia niente, perché fino a prova contraria la Giunta non ne sapeva assolutamente nulla fino a quella mattina. Va bene, comunque al di là di questo... Non sarà solo la puntata basata su Piazzetta Belloni, insomma. Per favore, no, sugli alberi. Perché sennò si crea il caso di Piazzetta Belloni. Si sia chiarita la situazione. Sulla questione degli alberi, allora è chiaro che bisogna valutare caso per caso e voglio dire, solo un ingenuo potrebbe dire che tutti gli alberi vanno tutelati, ci sono degli alberi che sono stati piantati in posti oggettivamente sbagliati. Quello che mi colpisce è che non ci siano grandi ragionamenti alle spalle, tant'è che in via dei Rizzani, altro posto in cui nessuno ne sapeva niente, e soprattutto alle promesse sbandierate non seguono i fatti. Io mi sono fatto dare i numeri dal comune, per cui non sono numeri che mi invento io, e negli ultimi 2 anni, cioè tra 2019 e 2020, il saldo degli alberi è meno 150, cioè ogni 5 giorni viene abbattuto un albero senza che ne venga ripristinato. Quando li farete gli altri 800 che avete promesso? Allora, il ripristino degli alberi è già iniziato, come si può vedere in diverse zone della città. Sì, come il abbiamo saldo per detto meno più 150, volte, i numeri non ingannano. Però come l'abbiamo detto altre volte, ci saranno alla fine dei lavori e degli interventi, e del quinquennio della nostra amministrazione, ci saranno molti più alberi piantati rispetto agli alberi abbattuti, più o meno nella proporzione di 1 a 3. Quindi comunque la preoccupazione, come dicevo all'inizio, la preoccupazione dell'amministrazione dice giustamente il collega Scalettari, solo un ingenuo può, come dire, dolersi dell'abbattimento di qualsiasi alberi. In verità ci sono diversi ingenui che comunque intervengono, come dire, spesso, non altri, ce ne sono. Vabbè. Quello che qui è bene dire, perché è bene che la gente sappia, è che noi ci siamo presi un impegno, su questo impegno saremo misurati e lo sappiamo, e l'impegno è quello di lasciare una città più verde di quella che l'abbiamo trovata. Inevitabilmente ci sono delle situazioni in cui siamo dovuti intervenire, si vede al castello, su tutte, no? Dove però il nostro obiettivo è quello di riqualificare quell'area lì, quella zona del castello. C'erano piante malate, c'erano piante che dovevano essere abbiamo abbattute. capito insomma che c'erano altri motivi per cui si è dovuto abbattere, non era certo il caso di Piazzetta Belloni. Non per divertimento. Io però da opposizione devo registrare che ad oggi, che siamo a 3/5 del mandato, il saldo è meno, per cui aspettiamo i prossimi 2 anni. Mi pare che la tendenza sia inquietante. Un ottimo matematico Scalettari, più verde, più pulita la trova questa Udine, effettivamente. Insomma, non sta a me fare questi giudizi. No, più pulita, io parlo anche del verde, cioè, delle immondizie, dei rifiuti. Parla di quello. Più pulita nel senso che ci sono meno alberi, quindi ci sono meno cose da vedere. No, vabbè, quello delle immondizie purtroppo temo che sarà una o forse la sconfitta più clamorosa dell'amministrazione alla fine di questo mandato. Ma prova lei, non è il mio pensiero. Qua vediamo via Podgora, ecco, appunto, riconosco, e lì verranno messi i cassonetti intelligenti. Esatto, recependo una proposta che noi avevamo fatto 2 anni fa, quindi prima ancora che si introducesse il porta a porta, diciamo, se si doveva proprio entrare in un'ottica di modificare il sistema, avevamo suggerito, ma non perché siamo chissà che lungimiranti, perché questo avviene in altre città, semplicemente di introdurre per l'appunto cassonetti intelligenti. Era una delle proposte che mi pare non sia stata particolarmente valutata ai tempi. Oggi, ma questo è uno dei vari episodi,
l'amministrazione torna sui suoi passi con una nuova sperimentazione, altro verbo, diciamo mantra di questa amministrazione, sperimentare, poi a spese di chi lo sappiamo, ma insomma questo poi si vedrà, sperimentare qualcosa. Oggi si sperimenta in via Podgora, peraltro solo per alcuni dei condomini e non per tutti, quindi creando anche delle situazioni un po' così spiacevoli e imbarazzanti tra cittadini che forse vengono considerati di serie A, altri di serie B. Diciamo che questo tira e molla dimostra poca chiarezza di idee. No, Govetto, sperimentazione o continuerà allora, questo? se posso anche qui per fare chiarezza, per rispetto a quelli di chi ci sta guardando, la delibera a cui si fa riferimento è del dicembre 2019 ed è una delibera approvata all'unanimità e presentata dal consigliere Venanzi e dal sottoscritto. C'è una delibera che è stata sviluppata assieme da maggioranza e opposizione, anche perché c'è qualcuno che ritiene che la maggioranza dialoghi poco, ma ci sono diverse delibere, più di qualcuna presentata dal sottoscritto, l'ultima con Pirone sul trasporto scolastico, che vengono approvate all'unanimità e che a mio avviso sono un segnale di capacità di dialogo di questa maggioranza. Quella delibera del 2019 prevedeva che a completamento dell'avvio del casa per casa si facessero dei correttivi, tra cui era contemplata la possibilità di introdurre appunto l'utilizzo in alcune situazioni particolari di supercondomini di cassonetti con la tessera. Ora, l'avvio del casa per casa si è concluso nel dicembre 2020, siamo a febbraio 2021 e si sta lavorando su alcuni correttivi. Quali sono questi correttivi? Velocemente, no, ma appunto, quello per sapere. che sto dicendo, questo dei bidoni con la tessera, mi sembra un elemento che dice di questo, perché si è discusso anche di questo. Il sistema casa per casa non è il sistema porta per porta, non è solo una questione semantica di parole, è proprio una questione di impostazione del servizio. Cioè il servizio che noi proponiamo è un servizio che si presta ad avere dei trattamenti, diciamo, adeguati al contesto in cui si applica. Quindi ci sono i contesti in cui ci sono i bidoncini, i contesti in cui ci sono i bidoni condominiali, i contesti in cui ci sono i bidoni con la tessera, sì. E come dire, i contesti ad esempio in centro in cui si sta valutando la possibilità di mettere anche dei bidoni interrati, il potenziamento eventualmente laddove fosse bisogno delle isole ecologiche, non sono degli interventi che vengono fatti per migliorare il sistema, sì, previsti fin dal suo avvio. Io dico questo anche sul casa per casa. È perfettibile, insomma. Ma sì, però io dico questo, è vero che noi saremo valutati anche sul casa per casa, perché questa amministrazione sta proponendo soluzioni. Anche su questo saremo evidentemente valutati. Va bene, Govetto lo interrompo, abbiamo parlato anche abbastanza di ambiente, dopo parleremo di riqualificazione delle aree e vari progetti. Pubblicità. Eccoci per l'ultimo quarto d'ora di Screenshot. Oggi il dibattito tra opposizione e maggioranza su Udine e vi chiedo subito a Govetto e Scaletaris che sono vicino a me, partendo da Govetto, quindi dalla maggioranza, ci sono due temi importanti. Prima di parlare di riqualificazione delle aree, quindi di futuro, addirittura di Udine 2050 si è sentito in questi giorni, però la gente vuole avere subito delle risposte su due cose, che peraltro è da 2 anni che faccio questa trasmissione e ne parliamo da 2 anni. Tempio crematorio e, forse questa ne parliamo addirittura da 20 anni, l'eliminazione delle barriere, delle 5 barriere per i treni. Ferroviarie. Ma sul tempio crematorio io posso dire questo, è una vicenda che stiamo seguendo con grande attenzione, anche noi che ci occupa, una vicenda che giustamente coinvolge i cittadini, una vicenda che però a mio avviso rischia di essere purtroppo strumentalizzata, vale a dire che è una scelta che viene fatta sulla base di alcuni criteri che sono stati spiegati. È una scelta incontrovertibile, Govetto? Si farà e basta? Beh, è una scelta che noi intendiamo portare avanti, sì, ma intendiamo portare avanti con delle ragioni, nel senso che... No, ma so che dovete parlare con i comitati, ma volevo sapere se, rispondendo al cittadino del Paderno, alla fine si fa e basta, cioè si fa. Sì, è una scelta che noi intendiamo portare avanti. C'è stata una commissione molto lunga che si può rivedere, su cui si è discusso approfonditamente, una commissione che
perché io credo insomma, possano dire tutti quelli che hanno partecipato che è stata comunque una commissione interessante, perché tutti erano molto preparati e si sono trattati temi anche, come dire, molto specifici sugli agenti inquinanti, sui fumi, sulla logistica, sulle motivazioni. Insomma, dovete, Govetto, spiegare il motivo al comitato. Basta. Sì, ma guardi, il motivo... Non è che tanti giri di parole. Sì, però guardi, mi permette di dire questo. No, la ringrazio della domanda. Guardi, il motivo al comitato è stato spiegato fin dalla prima riunione che noi abbiamo fatto ancora all'inizio di questa avventura, in cui erano presenti docente universitario, l'assessore alla salute, il vice sindaco, io stesso, gli ingegneri che hanno seguito il bando e il progetto. Però il problema è questo: quando noi cerchiamo di far spiegare a tutte queste persone competenti le motivazioni e ci sono delle persone tra il pubblico che contesta il fatto che ogni processo di combustione genera dei fumi, ritenendo che ci siano processi di combustione che non generano fumi, lei capisce che diventa molto difficile spiegare a queste persone le ragioni. Sì, allora, le ragioni rimangono sono state della loro, voi rimanete della vostra. Ma i dati sono... Ma io però dico solo questo e poi mi taccio. Ecco, io taccio perché dopo dobbiamo passare a scalettare, sennò veramente diventa monotematica, la faglia la tua missione. No, io rimango dalla mia, non perché sia partito con la pregiudiziale di dover dire di sì. Io rimango dalla mia perché, avendo sentito il docente universitario, gli ingegneri, l'assessore alla salute, avendo letto i dati, mi sono convinto di come i motivi che c'erano contro siano superati. Questo dico. Poi evidentemente ognuno fa le sue valutazioni. Non era da fare gli scalettaris? Ma quello che dice adesso il consigliere Govetto è tutto interessante. La prima persona a convincere sarebbe il sindaco, perché è il sindaco che in campagna elettorale è andato vicino al cimitero di San Vito a sbandierare i 420 il sindaco Govetto, allora? Che il tempio crematorio avrebbe creato... Sì, guardiamo Govetto inquadriamo Govetto che dice di sì. Magnifico, però non si può, cioè chi semina vento poi raccoglie tempesta. Se si è andati in Viale Firenze a dire che il tempio crematorio avrebbe creato grandi fumi e grande inquinamento, non si può pretendere che poi i cittadini di Paderno facciano finta di niente. Uno. Due, questa amministrazione dall'inizio continua a raccontarci che è un'amministrazione che è aperta al dialogo, non tanto con l'opposizione quanto con i cittadini, però a me risulta che sia un anno che questo comitato ha chiesto un appuntamento col sindaco e non è stato ancora ricevuto. Gli è stato dato però, l'appuntamento gli è stato dato da un giorno, anche grazie all'intervento. Assolutamente, da un giorno all'altro con una commissione fissata nel frattempo. Non mi sembra molto rispettoso, mi sembra che l'idea sia ma noi andiamo avanti lo stesso, tanto francamente del loro parere ci interessa pochino. Però, questa è la mia impressione, poi come al solito sarà strumentale la mia impressione. Govetto gli dicono di andare a fare una visita oculistica perché secondo questo cittadino dice che Udine non è pulita, perché sta diventando una grande discarica. Questo dice un telespettatore. Un altro invece dice: sugli alberi devo dire che sono stati piantati almeno un centinaio nel mio quartiere, grazie. Uno pari, non va via con rammarico, Govetto. Però non eliminate queste barriere. Ecco, su questo. No, allora, sulle barriere, queste barriere sì, ma non me la prenda lunga per i prossimi. No, dico solo, le barriere. Mi dica solo quando vengono eliminate, perché la gente vuole avere delle risposte. Al momento non siamo in grado di dire quando saranno eliminate, ai noi. È però un tema, questo delle barriere, su cui maggioranza e opposizione, mi risulta, stanno lavorando tutto sommato in sinergia, nel senso che tutte le volte che il tema è stato trattato, nella mia commissione l'abbiamo trattato almeno 2 volte ed è stato trattato anche in consiglio, comunque le decisioni sono sempre state condivise, perché evidentemente è una criticità che tutti riconoscono come una criticità che deve essere superata. La difficoltà sta nel fatto che in questo caso la controparte è il Ministero dei Trasporti, è Rete Ferroviaria Italiana, è, come dire, un soggetto con cui, nonostante gli accordi che vengono presi, spesso gli accordi vengono disattesi, noi stiamo cercando di monitorare il più possibile il fatto che gli accordi presi vengano rispettati, ci rendiamo conto che, come dire, la criticità continua ad essere presente. Sì, lei non c'era seduto sui banchi della minoranza l'altra volta, però chi era seduto sui banchi della minoranza se la sono presa magari anche con l'assessore ai lavori pubblici, non so direttamente, o quello dell'urbanistica, dicendo non siete bravi di parlare con RFI.
Vero? Sbagliato? No. E siete andati avanti per 5 anni sempre col solito problema. Cioè qui ci incagliamo sempre sul solito problema. Giusto? Ma Sì, allora, il solito problema è che il Comune, bisogna essere seri e onesti in queste cose, il Comune non ha la competenza per poter togliere quella linea ferroviaria e chi negli anni scorsi ha fatto anche le campagne elettorali raccontando sta cosa, mentiva, immagino sapendo di mentire, ok? E quindi si è cercato di far credere delle cose che non sono vere. Negli anni, la situazione è migliorata negli anni passati, io non abito lontano tra l'altro da uno di quei passaggi a livello, quindi me ne rendo conto, nel senso che sono passati sempre meno treni merci. Tendenza che per la verità in quest'ultimo anno è completamente cambiata, ma probabilmente per questioni legate anche a meno treni passeggeri, Covid e via dicendo. L'interlocutore non è il Comune, è RFI ed è il Ministero dei Trasporti e questo è vero. Però lì c'è una richiesta da parte di un'intera zona della città che deve avere una risposta e in questi anni francamente le risposte sono state sempre troppo deboli. Ma lo dico, non è una questione di parti... È un'autocritica da parte vostra, esatto, non è una questione di parti politiche. Perché ci rimette questa gente che vediamo nelle immagini anche, cioè che chiede basta passaggio a livello, ma è inutile illuderla anche. Perché esattamente, servirebbe un po' più di serietà. Allora l'impegno che il sindaco dovrebbe prendersi è quello di avere un rapporto diretto con il Ministero, cosa che mi pareva che all'inizio del mandato ci fosse, poi non si è più saputo niente, perché anche le commissioni di Govetto, che ringrazio per averle convocate, in cui si discute tra di noi di questa cosa, servono a poco, perché noi possiamo parlare fino a domani mattina, ma non stanno a noi purtroppo queste decisioni. Non ho voglia di fermarmi domani mattina. Su questo quello che si può registrare, quello che si può registrare è che comunque, come dire, il Comune intero si sta cercando di mobilitare. Questo va dato atto maggioranza e minoranza, insomma, in questo avevano raggiunto la loro quadra. Tempo crematorio non sta in piedi economicamente, consigliere Govetto. Il prossimo bando andrà deserto, no? Cos'è? Che sbuffa? No, il tempo crematorio non starà in piedi. Questo lo dice con massimo rispetto per chi ci sta seguendo, ma se il tempio crematorio non starà in piedi non si farà. È semplice, nel senso che il progetto, per come è stato pensato proprio, come dire, avendo la capacità di autosostenersi. Ma qui si passa da un lato gente che dice che sarà usato troppo e che creerà grandissimo, che tutti vorranno andare lì, e gente che dice che non sta in piedi, nel senso che nessuno lo usa. Ora, evidentemente le cremazioni sotto gli occhi di tutti è un fenomeno che è in aumento. Il fatto che il vecchio tempio crematorio non è in grado di rispondere adeguatamente alla domanda è un dato oggettivo, tant'è vero che anche chi ci ha preceduto aveva valutato comunque di intervenire su quell'aspetto lì. Quindi il fatto che ci sia domanda e che il tempio crematorio serva è indubbio. Che sulla doppia linea qualcuno forse il telespettatore si confonde perché sarà doppia linea, ma su queste le valutazioni sono state fatte. Va bene, la inviterò con i comitati, Govetto. Senta, l'ultima cosa che vi chiedo, riqualificazione delle varie aree, tra cui c'è la ex Bertoli, adesso si parla dell'ex Safau, si parla della caserma Usoppo. Ma veramente in un minuto? Non possiamo partire da Scalettaris questa volta? Parlo su Scalettaris, se Scalettaris si dice la sua. No, non so perché... va bene, Scalettaris, allora mi ha offerto l'assist. Scalettaris se le hanno eliminato l'asilo nido da Caserma Usoppo. Sì, ecco, ripeto... Devi rispondere, non mi ha un po' a tradimento, no, senza scherzi, non è una questione di un asilo in più, nido in più o in meno. Diciamo che quel progetto della Caserma Usoppo è studiato, era e spero è ancora studiato per creare una zona residenziale soprattutto volta a giovani famiglie, e quindi lo scopo di creare lì un asilo nido aveva un senso, diciamo, sotto questo profilo, considerando che almeno 2 asili nido della zona sono o inagibili o verranno verosimilmente chiusi a breve, quindi il senso era quello. Abbiamo scoperto, facendo sopralluogo, che diciamo, è stato tolto dal progetto questo pezzetto, che in realtà non è un pezzetto, ma era uno dei temi qualificanti di tutto quell'intervento, perché devo dire che in 3 anni e mezzo, quando sono arrivati il finanziamento, è stato vinto quel bando, ad oggi sono stati demolite qualche edificio e siamo lì, ecco, per cui diciamo che la cosa è molto in divenire ancora. Sì, no, può rispondere veramente velocissimo, ma veramente 20 secondi e poi le chiedo se c'è la necessità di aprire un altro centro commerciale o quello che sarà l'area ex Bertoli. Allora, dall'altra parte il centro-sinistra però aveva pensato, se non sbaglio, a palazzoni enormi. Abbiamo bisogno di un'altra trasmissione, allora, detta così. Allora, sulla caserma Usoppo rispondo subito, domani ci sarà la mia commissione. Ecco. In verità ho notato questo, che le commissioni sono in diretta, possono essere seguite, quindi invito i telespettatori a seguirci. Ha fatto bene. Ci sarà anche il collega. A che ora?
e alle 5:30. Poi vi collegate con screenshot. E poi alle 5:30 Commissione Territorio e Ambiente sulla caserma Usoppo, okay. E lì spiegheremo tutto il nuovo progetto e risponderemo a tutte le domande che arriveranno. E poi sulla superficie di vendita, in verità, se bisogna dire le cose come stanno, è stata ridotta la superficie di vendita che era originariamente prevista nei progetti iniziali, ed è stata ridotta a seguito di una trattativa molto lunga con gli investitori, di una trattativa di cui siamo orgogliosi, perché siamo riusciti ad ottenere una soluzione che a noi pare una buona soluzione, che contempera bene l'esigenza di dare, come dire, di valorizzare quella zona, a quella evidentemente di convincere gli investitori a fare un lavoro di valorizzazione come è necessario fare. Bene, vi aspetto la prossima volta. Molto volentieri. Magari sempre in presenza, ma senza plexiglass, vorrà dire che tutto è passato. Lo speriamo. Perché noi siamo col plexiglass Sì. Ok. Siamo noi che ringraziamo comunque. Credo. Assolutamente. Grazie Bene, veramente. grazie a tutti i spettatori che ci hanno visto. Invece, screenshot torna domani sempre solito ora 19:45. Grazie, arrivederci. Arrivederci.